Bongura, il tiro col destro, gira, parata. Lanatà visto adesso e servito, Lanatà si accentra, poi Fagioli, ancora Lanatà, funziona l'1-2, Lanatà prova a piazzarlo, sfera che esce di poco. Del capitano della Venere Michini, La Rosa, ancora Novelli che ha tagliato bene, va di testa! Il gol, un taglio a partire dalla metà campo di Novelli, Mattia Novelli che va a segnare il gol dell'1-0 all'8° minuto di gioco. Con esperienza Ligios ha conquistato il pallone, attenzione qui però, brutto errore, Anello allora ce l'ha sul mancino e l'assist per Benitez, Benitez nuovamente Anello, Fagioli è tu per tu col portiere, va a segnare il gol del pari quando mancava veramente poco alla fine del primo tempo. Anello ha allargato per Benitez e poi era tutto solo Fagioli, l'hanno dovuto solo servire. Qui attenzione Benitez, anche lui a tu per tu col portiere, va a portare in vantaggio la Venere in bikini. Iniziato già da qualche secondo. Palla dietro, errore però, attenzione Rossi, c'è Masciangelo, incredibile, a porta vuota, Masciangelo sbaglia il gol del pari. Direttamente verso Taroni, però è una manovra molto lenta e molto difficoltosa quella dell'Italia che perde un pallone sanguinoso, va Bongura, prende il palo, ma è solo un bacio al montante, poi la palla va ad entrare, adesso è 3-1, errore di Ligios sulla metà campo e il risultato ora che premia alla grande la Venere in bikini. Lodi col destro per Masciangelo, prova a far tutto da solo il capitano, messo giù, sarà calcio di punizione. Eccolo Flores, è uno schema per Lodi che prova il piazzato, la sfera è deviata, resta lì Ligios, la riapre l'Italia con Ligios, adesso il risultato è 3-2. Attenzione però perché Anello sta facendo una gran partita, lotta come un toro, Ligios anche molto bene, Bongura lo trattiene, ovviamente arriverà il cartellino giallo per il 92 della Venere Michini. Anzi no, perché si lamenta molto Bongura e i direttori di gara decidono quindi di mandarlo anzitempo sotto la doccia. Ma non c'è nulla, Rossi più lontano possibile ed arriva adesso sì il triplice, fischio dell'arbitro, la Venere in bikini in lotta e con l'uomo in meno da circa metà del secondo tempo riesce a vincere una partita che si era fatta veramente difficile sia all'inizio del primo tempo che appunto nel secondo dopo l'espulsione per 3-2. Primo tempo sì, difficoltà, cambiato modulo e stasera comunque si è visto, ci mancavano i giocatori più importanti, Midulla, Roberti, ci mancava solo parecchia gente. Comunque una bella squadra, complimenti a questa squadra che non capisco come abbia così pochi punti perché è veramente una gran bella squadra e gli auguro di salvarsi. Noi stasera abbiamo fatto una bella partita. Contro una gran bella squadra che poi però aveva un vantaggio notevole. Il problema è stato il non pareggio alla fine del primo tempo su quell'errore chiaramente marchiano di Masciangelo, ma senza imputargli nulla. Se andiamo 2-2 alla fine del primo tempo diverso. Sì, loro sono rimasti in 7 negli ultimi minuti, però è una squadra organizzata, è una squadra che ha un'ossatura seria, insomma non era facile.